Allora, stiamo parlando sempre di formazione, di inserimenti lavorativi, fasce soprattutto fragili, chi ha difficoltà, accennava appunto la dottoressa Pietrogrande, anche un po' Piaget, non solo i più giovani. E allora chiedo a lei, dottoressa Mauro, i giovani comunque, ci è arrivato un messaggio, scusate, ma non è solo il lavoratore che non capisce che il mondo del lavoro è cambiato, ma l'imprenditore stile Veneto che pensa ancora come Paron e non da manager. Condivido, infatti io dicevo che il cambio sta molto anche proprio nella capacità dell'imprenditore di fare squadra con i propri lavoratori, perché non c'è impresa, non c'è in nessuno dei contesti che si vede la capacità di sopravvivere anche agli stress test del mercato se non c'è davvero la capacità di condividere un progetto, per cui la fatica in questo momento, la pressione che hanno ovviamente anche gli imprenditori è su tutto il cambiamento, no? Lo shock, anche queste continue ripercussioni, la pandemia, la guerra, il rincaro dei costi, eccetera, è chiaro che creano anche una pressione psicologica negli imprenditori. Ovviamente la creano anche nei lavoratori che hanno la preoccupazione di dire cosa succederà al mio posto, alla mia professione, al luogo dove lavoro. E bisogna ritrovare un senso davvero di condivisione, altrimenti il rischio è che ci sia un po' una resa, e solo che un imprenditore che si arrende, un lavoratore che si arrende non diventa solo un problema economico del tessuto, ma diventa anche un problema sociale, proprio di benessere psicologico. Noi nel lavoro cerchiamo una realizzazione. La cercano anche le donne, la cercherebbero anche le donne alle condizioni in cui possono farlo, però sempre dai dati che emergono sono considerate comunque una fascia fragile anche dal punto di vista reddituale. Su questa cosa gli studi ci dicono che qualcosa è cambiato, ma ancora c'è da fare. Rispetto all'Europa siamo un po' indietruccio. Sì, rispetto ad anni fa qualcosa è cambiato, perché vediamo donne che iniziano a prendere ruoli importanti. Abbiamo finalmente in Veneto 2 rettrici, l'Università Ca' Foscari e l'Università di Padova hanno le prime rettrici donne, per cui ci sono dei piccoli cambiamenti. C'è il tema di come davvero sostenere i carichi di cura e soprattutto ci è piaciuto molto un contributo all'interno di un convegno di condividere i carichi di cura tra donne e uomini, per cui non si parla più di conciliare la vita lavoro, ma di condividere i carichi di cura, o insegnare a condividere se non l'hanno imparato già in famiglia, perché anche questo è un grande problema. Però sta qua anche alla donna discutere infatti, e negoziare col proprio compagno, col proprio marito la condivisione del carico di cura, proprio perché la donna oggi lavora tanto quanto, le responsabilità sono le medesime, e quindi forse anche noi donne dobbiamo non solo essere più consapevoli del nostro progetto, dei nostri desideri, ma anche condividere le responsabilità educative. Questa è un'altra cosa importante. Nell'ambito di cui si occupa lei, che tra l'altro sono negli ambiti, perché formazione, disoccupati di lunga durata, fragili, di tutto in più, c'è l'ambito donne specifico? Allora, diciamo che come le dicevo, nelle direttive per persone disoccupate continua a essere presente la componente donna come fragilità, per cui accanto alla disabilità piuttosto che altre fragilità importanti, la disoccupazione di lunga durata eccetera, la donna disoccupata viene equiparata comunque magari ad una persona disoccupata da più di 12 mesi, anche se è disoccupata da meno, proprio perché continuano a permanere delle fragilità, continuano a permanere delle differenze significative, insomma, nel mercato del lavoro. Per cui diciamo che esistono anche delle direttive, in particolare poi la collega insomma, si sta occupando di questa direttiva in particolare, dedicate alle donne, quindi la Regione del Veneto l'ha mappata come una delle componenti più importanti. La questione interessante di questo progetto è che vengono indirizzate anche le donne già occupate, quindi per mantenere l'occupazione delle donne occupate. Quindi la formazione on the job? Formazione on the job, in tecnichese si chiamerebbe
sarebbe formazione continua, quindi la formazione continua, l'aggiornamento continuo, e in questo caso il fatto che la Regione del Veneto da 4-5 anni faccia uscire proprio delle direttive dedicate alle donne è estremamente indicativo, quindi solo donne, sia occupate che disoccupate, chiede di fare delle reti, quindi è la Regione Veneto che chiede di fare delle reti importanti pubblico-private per sostenere le donne e per sostenere anche altri tipi di fragilità. Questo è altrettanto importante. Sì. E nell'ambito poi invece di altre fragilità, di che cosa vi occupate? Un secondo solo che è arrivato un altro messaggio. La formazione al lavoro va fatta principalmente nelle scuole, sempre di più. Solo così si può cambiare la vecchia mentalità padronale. Proprio su questo tema, appunto, la collega diceva che la prima direttiva, i primi fondi dell'Unione Europea che la Regione Veneto ha voluto spendere riguardano proprio il tema delle pari opportunità, dell'equità e parità di genere, proprio per creare un futuro, una cultura diversa, e si partirà proprio dalla scuola. La scuola dove anche la sfida è da un lato di acquisire delle competenze tecniche, ma soprattutto di avere consapevolezza anche di che cosa implica l'impatto col mondo del lavoro, dove i giovani hanno delle aspettative, devono riconoscere i contesti e i cambiamenti, perché appunto dove c'è il parò bisogna avere degli approcci, bisogna trovare anche la capacità di rappresentare le proprie istanze, di avere un po' più di pazienza nel costruire, ma anche essere più consapevoli, e lo dicevamo durante la pausa, rispetto alla capacità di lavorare in squadra. La pandemia ha veramente accentuato molto l'utilizzo dei social. Vediamo giovani che lavorano, cioè che giocano molto, no, con i cellulari. Basta salire su un autobus e io ogni volta sono molto colpita, no, di quanto le persone che sono dentro l'autobus, no, stanno collegati al computer, al telefono, alle chat, eccetera. Questa cosa ha fatto perdere la capacità, l'allenamento della relazione, del discutere, del mettersi alla prova, e quindi le scuole sono potrebbero ritornare ad essere un'ottima palestra se riallenano proprio a questa capacità di lavorare insieme e anche di tollerare la fatica e la frustrazione, perché diventare adulti significa anche questo, non significa solo realizzare un progetto e un personale, ma di riuscire a discuterlo, a negoziarlo con colleghi, con datori di lavoro, all'interno di contesti. Dai dati emerge infatti che tra l'altro dove questo avviene nelle scuole, che sono molto gli istituti tecnici, il risultato è una maggiore quest'anno iscrizione proprio in questi tipi di istituti, quindi rispetto ai licei eccetera. E peraltro sembrerebbe, però dopo bisogna vedere i dati nell'estrapolato, insomma in linea di massima ci sia un minore abbandono scolastico nonostante siano persone con caratteri più articolati, più anche pragmatici, per cui hanno bisogno di avere dei risultati presto, mentre le famiglie che sono dietro tante volte a persone che vanno al liceo hanno anche una formazione di un certo tipo. Questo gioca a favore della formazione già a scuola, no? Che avviene proprio il contatto col mondo del lavoro già a scuola, che gratifica le persone giovani, anche magari quelle più fragili che rischierebbero l'abbandono. Pesa tanto l'abbandono per quel che riguarda poi le vostre attività di inserimento, di progetti di inclusione, di percorsi di riqualificazione? Beh, allora, un'altra delle categorie appunto di fragilità come individuate comunque dalle normative europee è proprio la persona che non ha un titolo, non ha una qualifica, quindi naturalmente il fatto di che non pesa, raggiungere... comunque. Sì, comunque vengono considerate appunto persone a rischio di esclusione sociale in quanto non hanno raggiunto un titolo di studio, parlo come titolo di studio minimo, insomma un diploma fondamentalmente. Quindi sicuramente rientrano nelle categorie di persone particolarmente svantaggiate e a rischio di esclusione sociale. Per quanto riguarda poi però appunto la parte formativa, i percorsi appunto che noi in qualche modo organizziamo sono mirati alla riqualificazione professionale ex novo, quindi in realtà sono percorsi soprattutto professionalizzanti, insegnano un lavoro, se vogliamo dire, insegnano un lavoro sui banchi di scuola, nelle nostre aule, dopodiché è sempre prevista una formazione on the job, chiamiamola tirocinio, chiamiamola stage, chiamiamola come vogliamo, ma in realtà è proprio una formazione sul luogo di lavoro, per cui in realtà pesa perché vengono considerate come persone appunto da attenzionare maggiormente, a cui dedicare maggiore tempo, soprattutto nelle attività individuali di orientamento e di politica attiva del lavoro.
Però poi in realtà all'interno dei nostri percorsi queste persone hanno le stesse possibilità delle altre, perché comunque il tipo di formazione ovviamente è specifica per quella specifica mansione. Quindi fa sì che si superi questo gap, voi aiutate a superare un gap che c'è di fatto, e quindi a parificare al lavoratore che ha ugualmente una qualifica di base più o meno. Ci proviamo a parificare, naturalmente il livello di partenza è diverso, quindi poi anche il risultato finale può essere molto diverso. Però di fatto attraverso magari 160 ore di formazione, che ovviamente non sono sufficienti, non sostituiscono un percorso scolastico, ma sono molto specifiche, molto dedicate e molto professionalizzanti, quindi andiamo a parlare insomma di tutta una serie di cose inerenti a quella specifica mansione, e come avevate accennato prima lavoriamo moltissimo anche sulle competenze trasversali. Facciamo degli esempi, che così chi ci ascolta riesce a capire. Mettiamo che ci ascolti una persona che ha il figlio, la figlia, il nipote, la nipote a prescindere, che ha mollato la scuola, non ne vuol sapere, provato in tutti i modi, ripetuto l'anno, no, niente, non finisce, non arriva a questo benedetto diploma, e quindi l'unica chance dopo un po' di tempo che se ne sta a casa a non far nulla è quella di trovare un inserimento lavorativo. Prova da una parte, niente, prova dall'altra, è tipico. Facciamo un corso di formazione. Viene da Irekop, guarda... C'è un passaggio esatto, iniziale fondamentale che in questo momento sta diventando sempre più preponderante, che è il passaggio al centro per l'impiego. Allora, perfetto, allora siamo arrivati a questa situazione, questa è la situazione. Cosa deve fare? La persona che appunto sta cercando un inserimento lavorativo e non lo trova in autonomia, quindi non mandando i famosi curricula in giro, le lettere di presentazione, e anche non ha il diploma, quindi comunque è fragile, ma anche no, quindi anche una persona che ha perso il lavoro da ieri vuole ricollocarsi. Il primo passaggio che noi ovviamente consigliamo è quello del centro per l'impiego, che non deve essere visto come l'istituzione di 20 anni fa, questo è importante. Questo invece viene disertato, perché anche da un pur parler non piace. Viene disertato, ma a onore del vero c'è stata una riforma totale dei centri per l'impiego. Quindi vanno rivalorizzati, ripresi. Vanno rivalorizzati, stanno diventando sempre di più, ma saranno il nodo unico per accedere poi a tutte queste politiche attive del lavoro. Lei si presenta al centro per l'impiego, dice sono disoccupato, dichiara l'immediata disponibilità a lavorare, e il centro per l'impiego le offre tutta una serie di politiche attive che ci sono sul territorio. Le politiche attive le traduciamo, vuol dire? Mi perdoni, sono percorsi di formazione e inserimento lavorativo, per cui... Cioè non il lavoro immediato, ma un percorso di formazione. Un percorso che forma e che prepara all'inserimento lavorativo. Che non deve essere pagato. La E persona sono non finanziati paga. totalmente, sono finanziati. Ma questo è importante che le persone assolutamente sì, sono percorsi 100% finanziati o da fondi nazionali, nel caso del PNRR, quindi il famoso programma GOL, o da fondi europei, quindi il Fondo Sociale Europeo. Quindi tutte quelle sigle che voi state sentendo, il programma GOL, il percorso 1, 2, 3, 4, le work experience, eccetera, eccetera, sono tutti progetti. Per accedere a questi progetti, qualsiasi ente di formazione in questo momento vi chiederà il patto di servizio, quindi il fatto che voi vi siate recati al centro per l'impiego, abbiate dichiarato la vostra immediata disponibilità a lavorare e vi siate fatti in qualche modo mappare, perché altrimenti non ci risultate veramente disoccupati, ma risultate delle persone che potrebbero essere in cerca, come no. Quindi... Ma se posso, secondo me nell'arco della nostra vita capita un momento di fragilità, come quello che ha descritto, no? Di aver fatto dei tentativi e di non avercela fatta da soli. L'importante è riprendere quella fiducia e scegliere dei luoghi dove poter avere un supporto. Veneto Lavoro è questo, proprio sul fronte lavorativo. Veneto Lavoro sono i centri per l'impiego. Centri per l'impiego, quelli che una volta erano i centri per l'impiego della provincia, adesso sono passati ad un'unica agenzia regionale che è Veneto Lavoro, e quindi quando sentite Veneto Lavoro di fatto sentite centri per l'impiego. Chiaro, va bene. Perché il tentativo è anche quello di costruire percorsi personalizzati, perché le persone sono molto diverse, le fragilità sono diverse, per qualcuno può essere già un'esperienza lavorativa o formativa, per qualcuno può essere l'anno di servizio civile se è una persona giovane, perché riprende davvero la fiducia, conosce i contesti. Infatti, e soprattutto riprende anche bandi, la consapevolezza di sé, perché poi il rischio è che qualche volta sbagliando la scelta scolastica, che è una fase davvero delicata, si perda anche davvero la fiducia sulle proprie capacità e si rischi di... Quindi un consiglio, diciamo, ai genitori, alle persone più adulte che magari hanno a che fare con figli e nipoti in queste situazioni, è di accompagnarli, consigliarli di andare
a questi centri per l'impiego per fare un primo colloquio, insomma, sostanzialmente, sì. E poi lì vengono proposti corsi di formazione? Sì, allora faccio un mini passo indietro, perché al centro per l'impiego esiste anche un servizio proprio specifico per l'abbandono scolastico, quindi se siamo nella situazione... È un progetto o un centro? È proprio un servizio dedicato, ci sono delle persone con molta esperienza in abbandono scolastico che si occupano proprio di persone minori o maggiorenni che decidono per qualche motivo di abbandonare il percorso formativo, quindi appunto il mio consiglio è comunque sempre di rivolgersi al servizio. In questo momento c'è appunto una riforma dei centri per l'impiego, per cui adesso c'è stato un ultimo concorso che credo sia arrivato alle ultime battute adesso, proprio per rimpolpare anche il personale dei centri per l'impiego, proprio perché i servizi che a loro vengono affidati sono sempre di più. Quindi mi rivolgo al centro per l'impiego, avrò il cosiddetto case manager, l'operatore di riferimento, una persona che prende in carico la mia situazione dal punto di vista però solo lavorativo, perché poi continuano ad esistere gli altri operatori di riferimento per tutte le altre fragilità che posso avere, e in qualche modo mi profila, passatemi sempre i termini orribili ma insomma sono questi, mi profila e cerca di capire appunto dove sta la mia fragilità. Detto questo, ci sono diversi percorsi ai quali mi indirizza, insieme a lui posso valutare qual è un percorso che può andare meglio per me, e poi appunto mi candido a quel determinato percorso, oppure appunto inizio a partecipare. I percorsi sono i più disparati, può essere per le persone più vicine al mercato del lavoro, può essere solo un orientamento, una ricercativa del lavoro affiancato insomma da un operatore esperto che in qualche modo mi guida a promuovermi, autopromuovermi meglio, fino ad arrivare appunto ad un percorso completo di politica attiva del lavoro, formazione anche lunga, quindi anche 160-200 ore, e poi una formazione on the job, quindi tirocinio formativo. Questo si valuta ovviamente insieme appunto all'operatore di riferimento, che poi invierà ai diversi enti del territorio, tra cui appunto anche Irecop Veneto. Perfetto, interrompiamo, poi continuiamo ancora insieme, pubblicità qualche secondo.